Dimostra di essere un bambino riflessivo e tenace. La sua natura è quella precoce dell'indagatore e il suo destino sembra attenderlo quella mattina della Domenica delle Palme del lontano 1955, quando all'improvviso fu preso da una specie di trance estatica ascoltando le note della Passione di Bach. Fu come cadere fulminato. Ovviamente la cosa venne notata e apparve piuttosto insolita per un bambino di quell'età. Subito avvertii con assoluta certezza che quella musica aveva aperto un solco verso dimensioni del tutto ignote, ma incredibilmente piene di fascino. In quel periodo scrissi in un tema una frase sconcertante. Io chi sono? Come facevo a pormi simili domande? Chi poteva avermi inculcato un concetto così alto, visto che a casa mia di cultura ne circolava davvero poca? In una mia canzone mi è piaciuto sottolineare quell'attimo meraviglioso in cui entrai per caso nella mia esistenza. Così, inconsapevolmente, avevo cominciato a ricevere informazioni sull'evidenza di una vita precedente. Questo è Franco Battiato e ne parliamo con il nuovo ospite che torna a trovarci, Guido Guerrera. Ciao Guido. Ciao, sembra ieri, rieccoci. Sembra proprio ieri. Parlavamo appunto di Franco Battiato, Niente è come sembra, simbologia dei testi, il tuo nuovissimo libro in cui, grazie alla tua conoscenza, alla tua amicizia di tantissimo tempo con Franco Battiato, ci parlavi anche di una lettura e rilettura del significato molto profondo dei testi dei suoi brani musicali. Oggi parliamo della tua nuova creatura, del tuo nuovo libro, Franco Battiato, L'uomo dell'Isola dei Giardini, dove qui Esatto. parliamo dell'uomo artista e del suo percorso di vita. Sì, è un'altra prospettiva, come hai potuto constatare, e soprattutto il libro è arricchito dai contributi di valenti collaboratori che hanno affiancato il genio di Franco e lo hanno reso ancora più grande, devo dire la verità, perché soltanto i lavori di squadra riescono a realizzare a volte quello che sta nella mente di una personalità particolarmente creativa come era appunto Franco, no? Quindi persone che, a cominciare da Filippo Destrieri, che è stato il primo storico tastierista, per passare attraverso Antonio Ballista, no? Il grande pianista, grandissimo pianista di fama internazionale, che si esibisce molto spesso e devo dire in maniera stupefacente con Bruno Canino. Sono due giovanotti di 85 anni ciascuno che veramente danno filo da torcere a persone molto ma molto più giovani. Ecco, io l'altro giorno ho seguito un concerto loro, alla fine erano freschissimi, veramente qualcosa di stupefacente. Quindi persone come Antonio Ballista. Antonio è stato direttore d'orchestra anche in quel famoso concerto di Baghdad, no? Sì. E poi Carlo Guaitoli, naturalmente contributo anche di Giovanni Del Caro, amico mio Giovanni Caccamo, Fabio Cinti, altro bravo cantante e altro mio carissimo amico, che vuoi che ti dica, veramente sono in tanti. Pino Pischetola, che è l'ingegnere del suono, Giusto Pio. Giusto Pio, ecco, come facciamo? Giusto Pio nel ricordo del Del figlio figlio, Stefano, sì. persona straordinaria, no? Aiutami tu, perché sono veramente Sono tanti, veramente tanti, alcuni addirittura insospettabili, perché c'è tutta una fotografia che diventa poi un lungometraggio di vari spezzoni, vari momenti di Franco Battiato, in cui lui parla anche in prima persona, in cui ci sono degli incontri impensabili, ad esempio agli inizi un importantissimo incontro anche con Gaber, anche quello è stato molto importante ed era... fondamentale, non Sì. è uno dei tanti, cioè noi non avremmo conosciuto Franco Battiato se non fosse stato per quel grande talent scout e annusatore proprio
di talenti, di grandi esordienti, no? Di coloro i quali mostravano di avere delle qualità speciali. Lui sentiva a distanza e capì che Franco, che faceva parte di quei salotti milanesi di allora, dove c'era Tenco, dove c'era lo stesso Francesco Guccini, fra l'altro ci fu questa specie di gag, no? Lui si chiamava Francesco Battiato, poi c'era Francesco Guccini, disse no, ma qui altrimenti vi chiamate tutti Francesco, uno si deve chiamare Franco, e fu Battiato a cambiare. Poi da noi in Sicilia il fatto di chiamarsi col diminutivo Franco rispetto a Francesco è cosa piuttosto usuale, quindi niente di clamoroso, no? Però ecco, poi Franco andò in tournée con Ombretta Colli e piano piano la accompagnava, e poi piano piano esordì il Franco Battiato sperimentale, che devo dire all'inizio non ebbe quel grande successo. Non erano i tempi maturi per determinate sperimentazioni e non fu accolto così come con i suoi album più popolari come Patriots o L'era del cinghiale bianco. È da lì che comincia la grande fama, la grande popolarità, ecco, e l'accoglienza del grosso pubblico comincia proprio da lì. Prima è vero che vinse il premio Stockhausen, ma sai, erano delle cose proprio dedicate a una certa elite, a chi se ne intendeva, specialmente erano opere scritte e composte proprio ed eseguite con il sintetizzatore, questo VCS3, che poi appunto era anche lo stesso usato dai Pink Floyd. Assolutamente sì, ne abbiamo parlato la settimana scorsa proprio con Sergio Muniz, che sta portando a teatro l'intero The Dark Side of the Moon, e questo sintetizzatore per Franco Battiato è stato importante, è stato amore a prima vista. Lui voleva, si legge dal libro, quello, cioè voleva proprio quello, ed è stata una cosa, una gioia. Mi pare andò proprio Filippo, Nintendo Destrieri, a Londra a prelevargli questo oggetto del suo desiderio, e la vulgata dice, ora io non lo so perché non c'ero, però si dice che fu prima Franco ad avere quel sintetizzatore e poi i Pink Floyd. Pink Floyd addirittura. È probabile, è possibile, perché lo abbiamo visto, come stavi dicendo prima, Franco, il nostro Franco Battiato era talmente avanti nel recepire, nel percepire, nel voler sperimentare, che probabilmente è facile che sia anche andata così, e quantomeno è possibile. Allora, caro Guido, il libro è veramente bellissimo, perché si evince sin da subito che c'è un'amicizia di lunga data, un'amicizia fatta di intimità e di sensibilità con Franco Battiato, come prima ancora che come autore, come persona, tant'è che poi descrivi anche il vostro primo incontro e la capacità di Franco, era appunto a teatro dopo un'esibizione, di capire, senza che tu dicessi chissà che grandi cose, guardandoti di sottecchi con la coda dell'occhio, di dirti ma anche tu però sei siciliano, subito, scoprirlo subito. Beh sì, hai toccato un tasto apparentemente marginale, ma che racchiude il carattere e le caratteristiche soprattutto dei siciliani di un tempo. Oggi, che vuoi, la globalizzazione appiattisce tutto, ma un tempo, e questo lo sto dicendo sottolineando il valore dell'album Fisionomica, un tempo si coglievano dei segnali, no? Che erano importanti così d'emblée. Ex abrupto si riusciva a cogliere, a capire chi avevamo davanti, senza bisogno, penso, un po' di dover fare chissà quali analisi e dissertazioni, e lo potevano fare anche le persone più semplici, perché erano abituate alla valutazione, al giudizio e al distinguo, cosa che è stata cancellata dal politicamente corretto, amico mio. Franco aveva queste armi
come tutto sommato e molto modestamente le conservo anch'io. Non a caso ho dedicato Franco Battiato, un Sufi e la sua musica, che è il primo libro che ho scritto per lui, proprio un lungo capitolo sulla fisionomica che poi lui ha inserito all'interno del sito web e ha voluto anche come commento al catalogo Penombre, appunto, della mostra pittorica che ha tenuto e che ha portato in giro, che ha inaugurato proprio al Museo Pecci di Arte Contemporanea a Prato. Certo. Capito? Ecco qua. Quindi aveva una grande perspicacia, cosa che a voi, noi baby boomer siciliani, avevamo a disposizione queste armi, voi no, mi dispiace. Abbiamo dovuto lavorarci, ma in altre modalità. Ma entriamo un pochino di più in questo libro, in questo spaccato di vita fatto di incontri. Titolo del libro, per chi me lo sta chiedendo, che si è connesso adesso alla radio, è Franco Battiato, L'uomo dell'isola dei giardini. E come stavo riportando, il nostro Guido Guerrera, giornalista e scrittore, è legato da una di lunghissima data, un'amicizia di lunghissima data, nonché anche, prima di conoscerlo, dalla voglia e il desiderio di conoscere l'artista che era Franco Battiato, desiderio che si è realizzato. Allora, caro Guido, entrando un po' di più nel libro, sappiamo benissimo che quando viene a mancare, nel senso cambia dimensione, una persona cara, un modo di tenerlo in vita, oltre che nel nostro cuore, di tenerlo sempre accanto a noi, per chi ha la fortuna di fare arte, appunto, è di trasmutare questa, da una parte, gratitudine per averlo avuto nella nostra vita, da una parte grande senso di perdita e mancanza, è appunto mantenerlo in vita in un'opera d'arte, in una o in più. Quando poi hai finito di scrivere il libro, quindi Franco in qualche modo comunque continuava a parlarti, perché tu eri pregno, denso della sua voce, della sua energia, continuando a scrivere il libro. Quando l'hai finito, quando poi l'hai riletto, è stato emozionante? Sì, devo dirti la verità. Certo, era emozionante mentre lo scrivevo. Quando l'ho lasciato mi è dispiaciuto, perché quando tu produci qualcosa, un disco, un libro, vale forse anche un quadro. Io non so disegnare, non so dipingere, ma credo che valga anche in questo caso. Tu licenzi quell'opera e la consegni al pubblico. Da quel momento è un figlio che se ne va, che precocemente è diventato adulto, ipso facto proprio, quindi tu lo fai, lo generi, diventa adulto, va con le sue gambe e quindi ti lascia. E Franco rimane però dentro di me costantemente, cioè se io ho scritto questo libro soprattutto, e anche il precedente, ma il precedente l'avevi iniziato quando lui ancora era in vita, pur non stando esattamente bene, però era in vita. Quando tu scrivi un libro e la persona cara non c'è più, ti colleghi a lui come se fosse assolutamente presente, no? Non è soltanto un discorso di memoria, ma di un richiamo assoluto. È come guardare le fotografie e immediatamente, istantaneamente rivederti così come eravamo. Quindi non c'è una forma di amarcord, non c'è neanche nostalgia, e quando scrivi, nonostante la persona sia scomparsa, non ne soffri neanche, perché proprio in quel momento, grazie alla magia della scrittura, perché la scrittura ti fa vivere in un oltremondo, no? Grazie a questo artificio tu non soffri, ma sei sereno, sei contento. In quell'istante Franco è con te, di nuovo. No? Lo hai realizzato, lo hai di nuovo ricostruito virtualmente, un ologramma, no? Sì. Perfetto, un ologramma della mente. Quindi più che una memoria è un ologramma della mente che poi non mi lascia mai. Franco Stampa fa parte della mia esperienza ed è troppo impresso dentro di me per ritenerlo una specie
di santino, no? Di icona o Icona, sì. devo dire, sì, qualcosa che sta distante da me. Fa parte di me, fa parte della mia vita. 30 anni non sono un giorno, è veramente tanto. E poi tutte le volte che mi metto a strimpellare al pianoforte, e lo faccio ogni giorno per rilassarmi un po', lui è lì e la sua musica è ingombrante, insomma, al 70% sono le sue cose poi alla fine. Sono chiuso dentro un incantesimo ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo. Allora, io vorrei usare un brano di Franco Battiato proprio come inno all'amicizia, amicizia che non finisce mai, fa parte della vita, il distacco, il lutto, fa parte di questo cerchio magico che è la vita, ma l'amicizia, quello che è nel nostro cuore, che lo portiamo sempre con noi, non morirà mai. Quindi, prima di tutto prendo un pezzettino dal libro, la risposta di Franco Battiato a questo argomento. La domanda è: ci sono luci che si sono accese nella tua esistenza, altre che si sono spente? E Franco dice: è evidente, ma sai, queste sono cose troppo private e ciascuno metabolizza a modo suo un certo tipo di avvenimenti. Perdere una persona cara è doloroso, ma fa parte delle leggi dell'esistere. Tanto più si è forti spiritualmente, quanto meglio si vive il distacco. E allora andiamo con un bellissimo brano di Franco Battiato, sinceramente da ascoltare tutto in silenzio. A tra poco. E sfumiamo questa Summer on a Solitary Beach. Franco Battiato, La voce del padrone è l'album. Siamo con Guido Guerrera, suo amico trentennale, pensate un po', e stiamo parlando del nuovo libro appunto che è uscito, Franco Battiato, L'uomo dell'isola dei giardini, dove si parla a 360 gradi, prima ancora che dell'artista, dell'esperienza. Non c'è nessuna volontà di rendere Franco Battiato una persona iconica, un super io, ma anzi si condivide la bellezza dell'esperienza, dei tantissimi incontri speciali che ha fatto e che l'hanno aiutato, dell'arte, insomma. È un libro in cui si parla prima di tutto di esperienza, in cui Franco Battiato presta la sua voce, ma presta anche la sua umiltà. È un libro fatto di semplicità. Sì, hai detto molto bene così. È un Franco Battiato volutamente ritratto anche nella sua quotidianità, e quando parlano i suoi collaboratori, oltre a raccontare le esperienze artistiche, ovviamente immancabilmente ci devono essere, raccontano anche delle sue caratteristiche interiori. Chi era Franco? Qual era il suo carattere? Quanto grande era la sua generosità? In che modo si dava nell'amicizia? Che cosa per lui significava il legame dell'amicizia? Che valore dava ai rapporti? In che modo, per esempio, riusciva a raccontare cose che aveva visto anche nell'immaginazione, come quando andò a Baghdad, nel racconto di Antonio Ballista. Lui non uscì minimamente dall'albergo, ma poi la sera a cena raccontò esattamente tutto di quello che aveva visto, dell'impressione che gli aveva dato Baghdad, soltanto nell'arco di tempo legato al tragitto tra l'albergo, tra l'aeroporto e l'albergo. Quindi ci sono delle cose molto intime legate al carattere, all'indole arietina, al fatto che era a volte pervicace, che non la smetteva di provare un pezzo finché non era perfettamente esatto alle sue orecchie, se non rispondeva a quei canoni. E Carlo Guaitoli mi ha raccontato un episodio che è veramente ai limiti della gag, no? Hanno passato una notte perché c'era una nota che era dissonante, poi hanno capito per quale motivo, lo leggerete nel libro. Quindi ci sono tutte queste particolarità, un Battiato segreto,
Battiato molto umano, se vogliamo, ma da cui traspare quella genialità e quella unicità che ne hanno fatto e ne fanno uno dei musicisti, se non il musicista secondo me in assoluto, più grande del panorama leggero italiano. Poi leggero mica tanto. No, leggero no, perché stavo appunto considerando che tutto quello che lui ha fatto e che ha portato in musica e tutto il resto è un qualcosa che non si è spento, ma non si spegnerà mai, perché ci sono cose che capiremo solo andando avanti nel tempo di tutta la sua opera ed evoluzione, perché ha fatto tantissimo. Sai, lui ha attraversato tutto, il pop, il rock, ha fatto la musica classica, ha fatto le opere, il repertorio praticamente musicale lo ha attraversato tutto in diagonale, no? Di conseguenza possiamo veramente parlare di un musicista completo, proprio perché non si è risparmiato nulla dagli anni della sperimentazione a quelli, cioè molto vicini a questi canoni della musica dodecafonica che io personalmente non capisco perché ho dei limiti, ma insomma non è per me, a quelli proprio popolari, ma poi anche veramente classicheggianti, per non parlare delle grandi opere, insomma, come Gilgamesh, Campi Magnetici, ecco, che è anche piuttosto difficilina, insomma, come tipo di esecuzione. Anche lì Pischetola, l'ingegnere del suono, mi ha raccontato delle cose un po' carine, no? Addirittura i responsabili della casa discografica volevano rimandare tutto indietro pensando che ci fossero degli errori e non capendo invece che volutamente il disco era stato creato in un certo modo. Tutto studiato. Noi adesso siamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo con Guido Guerrera a parlare appunto di Franco Battiato. A tra poco. E torniamo in diretta, siamo appunto con Guido Guerrera, con cui è talmente facile parlare, perdersi, variare i discorsi nel tempo, nelle esperienze musicali, artistiche, descrittive e scrittorie, che la pubblicità è volata. Rieccoci qui, Guido. Sì, ma parlavamo di Hemingway. Tu devi sapere che in un certo senso io mi sono affacciato ad Hemingway grazie anche e soprattutto, non che non lo conoscessi, ma non lo avevo approfondito così tanto come quando Battiato scrisse La luce del mondo. Ecco com'è che va il mondo. No, lui scrisse Ecco com'è che va il mondo, ispirato a un racconto di Hemingway intitolato La luce del mondo. Ed è un brano veramente, se lo trovi, è straordinario, che è stato scritto in collaborazione con Manlio Sgalambro, e da lì io mi sono detto se questo suggerimento non mi avrebbe portato bene, ho cominciato a leggermi tutto Hemingway e da lì è partita la mia avventura anche hemingwayana, dai. Infatti, e poco prima che scattasse la pausa pubblicitaria, volevo chiederti, allora cos'è stato per te scrivere questo nuovo ultimo libro su Franco Battiato? Un piacere intanto, e anche un modo mio, tutto mio, di congedarmi da lui, ma solo provvisoriamente, questo te l'ho detto prima, perché spesse volte, guarda, anche ne parlo tante volte con mia moglie, ne parlo anche con me stesso. Franco fa parte realmente dei miei giorni, ecco, non è un'ossessione, ma è una specie di colonna sonora che sottende la mia vita. Quindi il fatto poi di aver riunito tutte queste persone mi è sembrato una festa, il celebrare nel modo migliore e nel modo più
allegro possibile quello che era lui, perché Franco era una persona veramente allegra, non sembra, ma lo era una persona divertente e divertita, una persona che amava raccontare ogni tanto qualche barzelletta, anche se un po' surreale, ma soprattutto venata da quella ironia tutta siciliana che è molto diversa, no? Dalla comicità, dalla buffoneria, all'ironia sottile, all'inglese, quella appena accennata, quella che si deve capire senza emoticon, quella che si deve capire soltanto col guizzo dello sguardo, no? Allora, detto questo, per me è stato un rivivere le emozioni di una vita e di confrontarle con quelle di queste persone a lui care e che sono care anche a me, perché non potrò mai dimenticare tutti i concerti a cui ho assistito, in cui Carlo Guaitoli mi accoglieva, devo dire, fraternamente, a braccia aperte. Non posso dimenticare gli incontri con Mario Sgalambro. E poi non posso dimenticare, per esempio, un personaggio come Umberto Broccoli. Una sera mi telefona Franco, io mi trovavo qui in studio e mi dice: guarda Guido, devi venire immediatamente, sono a Massa, troverai un amico comune, tu non ti immagini neppure. E con Franco c'era poco da discutere, ho preso la macchina e sono andato a Massa Carrara, dove lui poi avrebbe fatto questo concerto, e lì c'era Umberto Broccoli che io conoscevo già e che devo dire è una persona squisita, è molto conosciuto, personaggio eccezionale, intellettuale. Chi si ricorderà della trasmissione Con parole mie ricorderà altrettanto che lui metteva praticamente soltanto canzoni di Franco Battiato, lui era un altro innamorato perso. Ricordiamo che appunto Umberto Broccoli, oltre che essere un autore televisivo, un conduttore radiofonico e televisivo e saggista, è anche un noto e bravissimo archeologo. Allora, ascoltiamoci Franco Battiato e poi torniamo subito in diretta. A tra poco. E la commozione è tanta, la commozione è grande sentendo questi brani, ma la bellezza è proprio l'immortalità del gesto d'amore, del mettere in opera tutto quello che ha fatto Franco Battiato, ma non solo, del poter leggere questo libro in cui si sente che Franco Battiato e l'amicizia legante, il legame che c'è con Guido Guerrera, appunto l'autore, è viva, è presente, è un qualcosa che non morirà mai e quindi di riflesso ci fa veramente pensare a tutte le persone care che non possiamo più abbracciare, ma che continueranno a vivere sempre e per sempre, saranno sempre con noi. E questo è il primo messaggio che traspare, arriva limpido da questo libro Franco Battiato e l'uomo dell'isola dei giardini, perché è un gesto d'amore, scritto con il cuore. Ecco, la prima cosa che si capisce è che è stato scritto con il cuore. Non posso che ringraziarti, sottolineo che le edizioni sono Minerva, che l'editore vuole essere giustamente citato. Allora, detto questo, è stato un bel viaggio, e a proposito di viaggio devo anche citare il contributo, la presenza di Susie Blady, Maurizia Giusti. Susie Blady ce la ricordiamo per Turisti per caso, no? Certo. Lei ha accompagnato Franco Battiato 2 volte in Nepal, l'ultima volta quando hanno girato il documentario Attraversando il Bardo. E lei ha fatto un backstage che contiene anche delle informazioni, delle suggestioni altrettanto interessanti. E Susie, in questo suo apporto, ci racconta della sua esperienza e di quello che è successo quando sono andati
in Nepal, molto, devo dire molto molto interessante, perché ovviamente hanno fatto la conoscenza con personaggi più o meno sinceri, onesti, con saggi presunti e saggi veri. Questo capita sempre, soprattutto quando si va in determinati posti dove c'è realmente la filosofia, no, reale, la pratica della filosofia e della religione nel senso più ortodosso del termine. Poi invece ci sono quelli che se ne approfittano, no? Ma i furbi ci sono dappertutto. E legato ad Attraversando il Bardo c'è l'esperienza premorte proprio del padre Guidalberto Bormolini, che è stato il consigliere spirituale negli ultimi giorni della vita terrena di Franco, negli ultimi tempi della vita terrena di Franco, accompagnandolo proprio, direi, in maniera, potremmo dire fra virgolette professionale, ma non è un termine esatto. Lo ha fatto da uomo di preghiera, lo ha fatto da mistico, lo ha fatto con gli strumenti della fede, no? Certo. Quindi lo ha fatto secondo canoni di una tecnica mistica cattolica, di fondamento cattolico, anche se interreligioso, perché padre Bormolini ha questo tipo di orientamento, stesso tipo di orientamento che ha Yuri Kamisarska, che dobbiamo anche in questo caso citare come persona che ha avuto una grande importanza nella vita di Franco, anche un grande ascendente, e che Franco ha incontrato giovanissimo nei giorni della cosiddetta leva. In effetti Yuri era a fare il servizio militare e Franco era capitato lì per qualche giorno e poi come sempre si faceva cacciare. La cosa durava veramente molto molto poco e lo conoscevano benissimo. Stava un giorno e veniva mandato via, o perlomeno lui faceva di tutto per farsi mandare via. Sì. Esatto. E poi, grazie però a questa conoscenza fortuita, nacque una amicizia e una grande collaborazione, interrotta dal fatto che un bel giorno Yuri abbandonò il mondo e si chiuse in un convento, andando poi a finire anche per un certo periodo sul Monte Athos. Quindi poi le cose cambiarono ulteriormente e ci fu un nuovo riavvicinamento con il dono da parte di Franco di un fienile perfettamente ristrutturato e riadattato nella sua proprietà, dove tuttora Yuri Kamisarska vive. Allora Guido, siamo in chiusura ed estrapolo un messaggio che trovo simpatico, trovo che abbia il giusto senso anche della leggerezza per non appesantire troppo, ma che invece può nascondere tanto anche del rapporto intimo che condividi e condividevate tu e Franco. Questo messaggio chiede, sapendo che nell'ambito spirituale si può parlare anche dell'esperienza, l'idea del trapasso della morte come appunto viaggio dell'anima e quindi non di una cosa fine a se stessa, se avete mai parlato, se Franco ti ha mai parlato, di cosa gli sarebbe piaciuto essere in una prossima vita, come gli sarebbe piaciuto rinascere? No, non abbiamo mai affrontato un discorso del genere in questi termini. Lo abbiamo affrontato in senso generale perché lui davvero, come tutti sanno, credeva nella reincarnazione e mi aveva parlato, ma preferisco non raccontare questo perché sono cose troppo private ed intime, certo, di 3 cicli di reincarnazione passata, cioè chi era stato, chi credeva che fosse stato prima. Ecco, okay. In meditazione lui aveva avuto questi messaggi, ma in cosa si sarebbe voluto nel futuro reincarnare, sinceramente
No, è un argomento che non abbiamo toccato. Posso dire io in Sì. chi mi vorrei in cosa? Assolutamente. In un cane, sì. Ok. Vorrei abbandonare, non so se regredendo o evolvendo, però mi sento molto affine ai cani. Il cane è un grande simbolo di fedeltà, Mhm. e secondo me, allora, il cane è stato sempre in qualche modo accostato alla massima bontà e anche alla massima malignità, cattiveria. Pensiamo proprio al cane degli inferi, no? Cerbero. alla visione negativa, maligna, no? Del Cerbero, no? Però in realtà in tutto questo c'è la metafora dell'uomo. Bada bene, quando io dico mi vorrei reincarnare in un cane, vuol dire in uno di quegli esseri in cui si riuniscono e si riassumono le caratteristiche che ormai nell'uomo non riusciamo a incontrare più, e cioè la purezza, il senso della libertà vera, non del libertinaggio, l'onestà, la limpidezza, no? Una fedeltà a tutto tondo, una affidabilità totale. Quindi parlo di quelle caratteristiche che farebbero dell'essere umano un qualcosa di ideale. Quindi ci dovremmo sempre di più animalizzare per ritrovare la nostra umanità. Sembra un ossimoro, ma credo che non lo sia. Guarda, non avrei potuto chiederti un messaggio migliore come saluto e nuova possibilità di incontro per la prossima volta, quindi come traino per il nuovo incontro che avremo prossimamente io e te, di questo che hai appena riportato. L'essere umano ritrova la sua umanità nel momento in cui impara dalla natura. Ok, Non stupendo, c'è non dubbio. c'è altro da aggiungere se non grazie di cuore Guido per essere stato qui con noi, aver portato la tua poesia e sensibilità e anche averci fatto toccare con mano, con più presenza qui di Franco Battiato che a noi è passato più attraverso i suoi brani musicali ed è tantissimo. Tu ce l'hai portato nella sua umanità, ce l'hai portato vivo e presente, quindi grazie di cuore. E io ringrazio te, ringrazio i tuoi ascoltatori. A presto, a E presto. certo, ci sentiamo. Sono sempre a tua disposizione, Massimiliano. Ciao. Grazie di Grazie. cuore Guido, rimani lì che ti saluto. Voi ascoltatori ci sentiamo e ci vediamo la settimana prossima sempre al Bosco dei Sogni. Buona serata.